Una domanda che sta proprio alla base di tutto il film. Ipotizziamo. Anzi no, non ipotizziamo, basiamoci su quello che abbiamo visto. Io sono l'ingegnere, ok? La mia situazione è precaria. Odio mia moglie per motivo X. La situazione che si viene a creare poi non è delle migliori. Stiamo nello schifo, ok? Sono un giocatore d'azzardo. Alcune persone lo sanno. La mia domestica 100% è coinvolta. Come può essere una buona idea chiamare mio nipote e ospitarlo nella casa dove sto commettendo un casino? Cioè, l'hanno mandato, ok? Mi costa troppo. Ci sono 1000 modi per evitare questa situazione. No, devi andare a far sgamare. Poi questo sicuramente torna a casa, ha qualcosa da dire, mandano gli assistenti sociali, arriva tutto il casino e tocca chiudere baracca burattini. La villa non la vedi più e ritorna tutto allo stato. È un casino, cioè perché poi vedi tutto. Non sono d'accordo io con queste dinamiche. Viva l'Erasmus a Venezia.